Una linea telefonica diretta punto punto per le situazioni di rischio da aggressione che si verificheranno al pronto soccorso del San Martino di Belluno. In prima istanza la segnalazione arriverà alla questura che assicurerà il pronto intervento delle forze di polizia competenti per territorio. Giro di vite deciso, tolleranza zero verso gli atti di violenza fisica o verbale, sempre più frequenti contro gli operatori della sanità. A Palazzo dei Rettori il prefetto e il commissario straordinario dell'Ulsuno hanno siglato un protocollo d'intesa, presenti il questore e i comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Alla Prefettura il compito di coordinare questo servizio. Sì, alla luce dell'incremento di episodi di questo genere che sono avvenuti in territorio nazionale è stato dato impulso alla definizione di alcuni protocolli di intesa e oggi siamo arrivati alla stipula con il protocollo azienda USL per l'attivazione di una linea punto a punto ospedale-questura. Si parte con il pronto soccorso dell'ospedale di Belluno, ma l'intenzione è quello di estendere il servizio a tutti i presidi sanitari della provincia. La chiamata punto a punto si aggiunge a tutta una serie di iniziative e di attività che l'azienda ha già fatto a tempo a riguardo appunto della tematica delle aggressioni verso il personale. In particolare ci sono questi corsi di formazione che vengono rivolti al personale più volte all'anno e che appunto servono a far capire come agire e reagire di fronte appunto ad aggressioni più o meno, come dire, gravi. Pronto soccorso, servizi di psichiatria e delle dipendenze e dipartimenti maggiormente esposti, dove intemperanze verbali o fisiche dei pazienti o accompagnatori vengono segnalate dal personale. 66 da inizio anno a fine settembre contro i 69 casi complessivamente registrati nel 2023. La linea telefonica diretta fra il pronto soccorso del San Martino e la questura affiancherà ma non sostituirà l'attività del posto di polizia ospedaliero. È giusto precitarlo, noi abbiamo un presidio permanente che però ha degli orari di servizio, quindi questa cosa è specialmente dedicata a intervenire in tutti quei momenti in cui il nostro personale all'interno non è presente. Rispetto, il sentimento definitivo che deve tornare a prevalere nei confronti del ruolo prezioso degli operatori sanitari a servizio dei cittadini che dalla pandemia ad oggi è stato derubricato dal comune senso civico.